Buon pomeriggio a tutti, grazie di cuore per questo invito, grazie al magnifico Rettore, un saluto a tutti voi presenti, ai professori, alle studentesse e agli studenti, al personale e ovviamente a tutte le autorità presenti. Sono onorato di essere qui, cercherò di rubarvi pochi minuti per provare a raccontarvi qual è la sfida che abbiamo di fronte in questo mondo complicato quando ragioniamo di insicurezza alimentare, di sicurezza alimentare, di lotta alla fame e di grandi questioni che attraversano questo tema urgente, tanto più urgente nella fase difficilissima che stiamo attraversando. Io sono sempre stato affezionato a una massima. I popoli, al pari degli individui, possono quello che sanno. E mi è sempre piaciuta tanto, l'ho sempre usata, è sempre stato un riferimento. Peccato che non sia così, che troppo spesso i popoli, al pari degli individui, gli individui come i popoli, anche se sanno, o non fanno o non possono fare. E questo ha molto a che vedere con la sfida dell'insicurezza alimentare oggi, con i grandi temi e le grandi contraddizioni che attraversano la questione alimentare globale. Penso che sia importante rifletterci, tanto più quando ci troviamo in una università che ha per sua funzione, per sua natura, l'obiettivo di aiutare il capitale umano, le esperienze personali, la comprensione dei grandi fenomeni che attraversano la nostra vita. E è bello anche pensare che appuntamenti come questi, che lanciano un anno accademico, possano dare in qualche modo una mano anche a leggere la realtà un pochino oltre i propri confini territoriali o di competenze e quindi spero di potervi aiutare in questo partendo da un dato di fatto. La comunità internazionale nel 2015 si è data questa importante agenda, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. È un altro mondo rispetto ad oggi, anche se non è passato molto tempo. 17 obiettivi, 169 target, un programma ambizioso fatto per le persone, il pianeta, la prosperità. Diceva persone, pianeta, prosperità, 3 grandi P, che in qualche modo fissavano l'idea di un mondo migliore. 193 paesi approvano questa agenda, l'intero consesso delle Nazioni Unite sostiene questa agenda. L'agenda è ancora oggi una guida, o dovrebbe essere una guida, perché nel frattempo il mondo è cambiato molto. L'agenda ci dovrebbe aiutare a qualificare un po' tutti i nostri atti pubblici e privati nel senso di un equilibrio superiore dal punto di vista della sostenibilità, per usare Papa Francesco, la sostenibilità integrale, quella sociale, economica e ambientale. Anche qui bisogna usare il condizionale perché purtroppo la realtà dei fatti è andata altrove e oggi quegli obiettivi del 2015, se in quegli anni sembravano obiettivi al 2030 tutto sommato alla portata, oggi sono più lontani di qualche anno fa. E questo è ancora più vero per l'obiettivo 2, l'obiettivo fame zero, l'obiettivo fondamentale per chi come noi lavora su questo con i governi tutti i giorni. Che cosa è successo? Certamente è vero che se guardiamo l'orizzonte storico, diciamo, della nostra analisi sui temi dell'insicurezza alimentare, il mondo ha conosciuto una progressiva diminuzione della povertà alimentare, soprattutto in alcuni contesti decisivi. Ne cito 2 per essere veloce: il Brasile e la Cina. Sono 2 grandi paesi che hanno conosciuto epoche incredibili di povertà estrema e di povertà alimentare oltre ogni ragionevole comprensione. Sicuramente in questi contesti, come in altri, abbiamo assistito in questi anni a un lavoro di emersione
dalle soglie più devastanti di insicurezza alimentare a soglie differenti. Da quando la FAO ha cominciato a misurare la fame nel mondo, abbiamo attraversato sì un lento e progressivo miglioramento della situazione che ha portato, pensate un po', dagli stimati 920 milioni di affamati del 1970 ai 785 milioni di affamati degli anni 2000, dei primi anni 2000. Da allora però noi abbiamo assistito ad una stasi, ad un peggioramento della situazione, fino al 2005, quando ancora una volta purtroppo i numeri, le statistiche ci hanno detto che il numero degli affamati nel mondo aveva superato gli 800 milioni di persone. Tra il 2005 e il 2015 si sono avuti 10 anni di progressiva riduzione della fame. Il mondo sembrava sì incamminato su un percorso positivo e virtuoso e questi numeri erano addirittura scesi sotto la soglia dei 600 milioni di persone. Erano più o meno gli anni in cui, ad esempio, in questo paese noi preparavamo l'Expo di Milano. Deborah te lo ricorderai, tanti di voi se lo ricorderanno, e sembrava che noi fossimo seriamente incamminati su un percorso di raggiungimento di quell'obiettivo fame zero al 2030. La situazione si è completamente rovesciata negli anni immediatamente successivi, fino ad arrivare al punto di rottura più drammatico per noi, che ha coinciso con la pandemia, con il Covid. Purtroppo la pandemia e il Covid è stato un acceleratore formidabile di disuguaglianze, anche quando ragioniamo di insicurezza alimentare. Tanto da farci affermare oggi che il tasso di aumento della fame negli ultimi 4 anni, quindi sostanzialmente da quando abbiamo vissuto quel dramma ad oggi, il tasso di aumento della fame di questi ultimi 4 anni non ha avuto precedenti nella storia recente del mondo. E oggi noi abbiamo di fronte una situazione dove, dati del 2023, una persona su 11 nel mondo e una su 5 in Africa sono colpiti dalla fame. È come se il mondo fosse arretrato di 25 anni nella lotta all'insicurezza alimentare, esattamente riportando le lancette dell'orologio a quell'inizio del millennio dove in qualche modo noi però arrivavamo da una tendenza a diminuire di questi numeri. Che cosa è successo in tutto questo? Noi diciamo policrisi, no? Tanti studiosi parlano dell'effetto di crisi che si sovrappongono e producono delle conseguenze che sono multiple rispetto alla semplice sommatoria delle singole crisi. Questo si vede benissimo nella insicurezza alimentare globale. Il combinato disposto di più crisi ha generato un cortocircuito molto pericoloso. E io direi che in particolare quando ragioniamo di fame nel mondo noi dobbiamo avere di fronte sostanzialmente quelle che noi chiamiamo le 3C della crisi alimentare globale oggi. Le conseguenze di medio-lungo periodo di uno shock asimmetrico globale come la pandemia, che ha avuto effetti devastanti sul piano anche economico-sociale, oltre che su quello squisitamente sanitario, i conflitti e le guerre. È inutile che noi mettiamo la polvere sotto il tappeto, i conflitti e le guerre continuano ad essere la principale causa di fame nel mondo e oggi, ahimè, è tanto più vero rispetto a qualche mese fa, vorrei dire, ahimè. E il cambiamento climatico, il clima. Quindi le 3C della crisi alimentare globale, Covid, conflitti e clima. La pandemia ha colpito già sistemi alimentari, agricoli fragilissimi, anche quando questi sistemi hanno dovuto fare i conti con il tema degli approvvigionamenti
alimentari e i suoi effetti concatenati anche sui temi più strettamente legati alla tenuta di questi sistemi sono stati pesantissimi. Si calcola più o meno che 100 milioni di persone siano entrate nell'area dell'insicurezza alimentare a causa della pandemia. E ci sono appunto delle concatenazioni che non si vedono subito, ma che si capiscono un attimo, se ci si riflette un po'. Pensate anche solo al rapporto Covid, crisi energetica e all'impatto di questo rapporto sulle inflazioni alimentari in paesi dove un aumento dei costi energetici produce immediatamente un aumento di beni di prima necessità. Il caso, ad esempio, di tanti paesi africani. Mi viene in mente il prezzo del pane in alcuni paesi del Nord Africa è strettamente legato, immediatamente legato al combinato disposto di questi effetti. Crisi energetica altrove impatta in queste realtà e produce una conseguenza devastante verso milioni di persone. Dicevo prima, le guerre rimangono la principale causa della fame. È cambiato il secolo, sono arrivati i droni, i satelliti, ma purtroppo le guerre sono fatte ancora di trincee, di sfollati, le guerre sono fatte ancora di povertà e le guerre sono fatte ancora di strumenti che vengono utilizzati anche quando nei conflitti si utilizza il cibo come strumento di guerra. E questo purtroppo devasta ulteriormente la situazione. È stato detto prima anche da altri, il numero dei conflitti è aumentato vertiginosamente nel mondo e noi non possiamo dimenticarcene. Poi sì, la crisi climatica con il suo portato strutturale ovunque, ma in particolare nelle realtà, nei sistemi agroalimentari più fragili. La crisi climatica che mette a repentaglio il patrimonio di biodiversità globale, la crisi climatica che estremizza sempre più frequentemente gli eventi atmosferici tra inondazioni e siccità. Siamo all'estremizzazione appunto di questi fenomeni, l'aumento delle temperature che modifica i cicli di vita della natura e muta anche le agricolture. Ne sappiamo qualcosa, non produciamo più quello che producevamo fino a qualche tempo fa e saremo costretti a non produrre probabilmente più quello che producevamo fino a un po' di tempo fa perché è cambiato il contesto, il campo di gioco, è come se giocassimo una partita su un altro campo. E è la crisi climatica che incide sulla vita di milioni di persone. E credo che questo vada detto in maniera molto forte, soprattutto in Italia, soprattutto nel cuore del Mediterraneo, perché questa è una delle aree, come sapete, dove in maniera più evidente questa estremizzazione, questo portato della crisi climatica si fa dato costante. Il Mediterraneo è un osservato speciale della grande discussione globale sul clima, perché qui probabilmente noi abbiamo il laboratorio anche climatico-naturalistico più, come dire, delicato e più pericoloso, o tra i più pericolosi di tutto il mondo. Provoca effetti dirompenti e lo vediamo drammaticamente anche a casa nostra, ma immaginate che cosa vuol dire questo in realtà ancora più fragili. Pensate che cosa vuol dire gestire una risorsa fondamentale per la vita come l'acqua in regioni come il Sahel, dove magari arrivi da 5-6 stagioni di siccità, 5-6 stagioni di siccità una dietro l'altra, che cambiano completamente il contesto e mettono in discussione i fondamentali della vita di milioni di persone. Pensate che cosa vuol dire maneggiare con cura una materia come il suolo fertile in un contesto come questo, sapendo che quando il suolo si degrada ed erode, per ricostruirne la risorsa ci vogliono migliaia e migliaia d'anni spesso. Ma pensate anche all'impatto di fenomeni sociali incredibili.
Ne cito uno su tutti, le migrazioni. Ma attenzione, non solo le migrazioni esterne, noi siamo abituati a ragionare di migrazioni esterne perché siamo ricettori o potenziali ricettori di queste migrazioni. Io parlo delle migrazioni interne ai paesi più colpiti da questi fenomeni. Sono grandi spostamenti di massa, di milioni e milioni di persone, centinaia di migliaia di persone, che rischiano di sconvolgere anche gli equilibri tra urbano e rurale in contesti già delicatissimi. E dentro questo scenario si inseriscono quelli che tanta scienza chiama i megatrend. Uno su tutti, a proposito di sicurezza alimentare e insicurezza alimentare, l'iperurbanizzazione dei nuovi contesti. Se uno va in Africa e vede come stanno cambiando le grandi città africane, capisce che siamo a un altro schema, anche quando ragioniamo urbanisticamente delle città. Non sono un tecnico, ma ho visto abbastanza nuove città di queste realtà per dire che siamo a un'altra dimensione. E dentro lì si cela una delle grandi sfide della sicurezza alimentare che verrà. Uno spostamento di massa, una trasformazione del rapporto rurale-urbano in queste realtà cambia completamente lo schema dentro cui noi dobbiamo lavorare se vogliamo garantire sicurezza alimentare per milioni e milioni di persone che sempre di più vivranno in quelle città e non in quelle campagne. Probabilmente avremo campagne sempre più povere, città altrettanto povere, forse ancora peggio, in contesti completamente diversi. Ecco, vorrei dire, mai dimenticare che la mappa globale della fame si sovrappone esattamente alla mappa dei conflitti e alla mappa della crisi climatica. Se uno vuol vedere dove va la fame nel mondo deve seguire quelle due vie lì perché intrecciano inevitabilmente la questione. E mai dimenticare anche che la mappa della fame si sovrappone a quella del debito di questi paesi, perché ancora una volta il tema è un tema di disuguaglianze, di povertà e di rapporto tra povertà, fame, debito, in questo caso debiti pubblici, di paesi che difficilmente riescono a sostenere politiche di uscita dalla fame se non hanno le risorse per mobilitare e attivare azioni. È un nesso stringente questo e i sistemi agricoli e alimentari sono un po', vorrei dire, l'epicentro di queste trasformazioni. E sono al tempo stesso, se pensiamo alla crisi climatica, vittime e carnefici. Lo diciamo spesso. Sono vittime perché è una delle componenti, ahimè, di danni e perdite più devastanti dell'effetto della crisi climatica lo si ha naturalmente su un'economia a cielo aperto come l'agricoltura. E c'è poco da proteggere quando tu sei di fronte a sconvolgimenti del genere. Si apre un grande capitolo su come intervenire per proteggere un'economia che per sua natura ha delle caratteristiche particolari come quella appunto agricola e alimentare. E al tempo stesso però i sistemi agricoli, i sistemi agroalimentari sono anche, se volete, carnefici in qualche modo, perché sappiamo benissimo che una parte importante delle emissioni di gas serra vengono prodotte anche dai sistemi agricoli alimentari. Anche qui, attenzione, bisogna avere la capacità di distinguere. Non tutti i sistemi agricoli e alimentari. Non si può trattare allo stesso modo chi produce nel nord del mondo con chi produce nel sud, ma anche dentro i nord e ai sud ci sono modelli e modelli. Un fatto è certo, una componente significativa delle emissioni è generata certamente anche dai sistemi agricoli e alimentari, da certi sistemi agricoli e alimentari. Allora, appunto, agricoltura e alimentazione sono l'epicentro di queste trasformazioni e sono un po' appunto lo snodo anche, se volete, dal mio punto di vista, sia dell'impatto della trasformazione climatico-ambientale, ma dall'altra parte sono anche un gigantesco laboratorio in negativo e in positivo. Io dico in positivo più che in negativo,
se lo vogliamo, di un altro grande fatto che è la rivoluzione tecnologico-digitale. Ci sono le 3C, appunto, conflitti, clima, guerre, ma oltre le 3C ci sono anche grandi paradossi che hanno a che vedere proprio con il tema della disuguaglianza nei sistemi agricoli e alimentari. Sempre Papa Francesco diceva paradossi dell'abbondanza. Sì, i sistemi agricoli e alimentari sono il cuore di questo paradosso. Basta citare due estremi, no? Sprechiamo un terzo del cibo che produciamo mentre abbiamo 2 miliardi e 800 milioni di persone ogni santo giorno su questa terra e non possono accedere a una dieta equilibrata. Sprechiamo, abbiamo milioni di affamati, non richiamo numeri, li ho detti più o meno prima, e però al tempo stesso crescono in maniera sensibile, soprattutto alle nostre latitudini, problemi legati all'obesità e conseguenti costi sugli impatti dei servizi sanitari, pubblici e privati, individuali e collettivi. E noi siamo al centro di questa partita. Dicevo, le contraddizioni sono profonde. Io aggiungerei queste a proposito di disuguaglianze. Quando ragioniamo di sistemi agricoli e alimentari, di policrisi, di sicurezza alimentare, dobbiamo sempre avere davanti un fatto: le catene del valore dei sistemi agricoli e alimentari storicamente sono catene sbilanciate. Qui ci sono fior di economisti che probabilmente possono spiegare meglio di me che cosa significa una catena del valore in un sistema agroalimentare, con gli anelli deboli della catena schiacciati dagli altri, con rapporti di forza molto complessi. Ci sono dentro grandi questioni legate alle modalità organizzative di questi sistemi, alla natura stessa delle imprese in questi settori, ma rimane un fatto che spesso, troppo spesso, i prezzi risentono strutturalmente di questo equilibrio e sempre più frequentemente non consentono, in particolare ai produttori, al primo anello della catena, agli agricoltori, ai pescatori, agli allevatori, di trovare la giusta remunerazione. E anche i mercati, se ragioniamo di mercati, quando ragioniamo di sistemi agricoli e agroalimentari, hanno bisogno di più regole, di regole più forti, di regole più giuste. Sicuramente non hanno bisogno di nuovi istinti protezionistici. Anche quando ragioniamo di mercati agroalimentari e di scambi di materie prime, sinceramente credo che quando emergono istinti protezionistici e ragioniamo di sicurezza alimentare, a pagare il prezzo più caro sono sempre gli anelli più fragili di queste catene. Al dunque, ci si muove lungo una direttrice che è quella di difendere, proteggere, ma poi alla fine dei conti questa protezione, questa difesa non c'è. E la storia economica recente, secondo me, ci dice che ogni tornata protezionistica in realtà ha prodotto più danni che benefici. E questo ha molto a che vedere con la nostra questione, la questione di garantire più sicurezza alimentare, soprattutto per le persone più fragili. E aggiungerei un aspetto: il ruolo della finanza dentro questo grande tema legato alla insicurezza alimentare di milioni di persone. Sicuramente noi abbiamo bisogno di regolare meglio il rapporto tra finanza e sicurezza alimentare. Uso un titolo molto semplice per provare ad accelerare. Siamo prossimi al Natale, direi che il 90% di noi più o meno cascherà a vedere Una poltrona per due ancora una volta. E a me interessa solo dire che le speculazioni finanziarie sui beni agricoli primari non sono solo un fatto cinematografico, sono una realtà che non fa bene all'economia reale. I future estremizzati, soprattutto quando maneggiamo beni che io definisco comuni come i beni agricoli primari, non fanno bene al dunque a milioni di persone. La distanza spesso che c'è tra
quei prezzi finanziari e l'economia reale è abissale e molto spesso chi tratta i primi non ha mai visto i secondi. E questo problema è un problema di equità, di equilibrio che dobbiamo risolvere. Ed è uno dei temi fondamentali se vogliamo ragionare di nuovi equilibri e di sicurezza. Abbiamo un tema di regolare meglio questo rapporto, anche perché dall'altra parte noi abbiamo bisogno, per lavorare sui temi della sicurezza alimentare, di buona finanza. Io lo vedo dal lavoro che faccio in FAO, senza la finanza non fai nulla. Cioè senza la mobilitazione di risorse pubbliche e private al servizio di questi obiettivi non si fa con le chiacchiere, nemmeno le mie. E però vi pongo un tema, oggi facciamo le COP, attraversiamo le grandi discussioni sul cambiamento climatico, sui danni, le perdite, i fondi finanziari che devono servire ai paesi emergenti per cambiare gli impatti. Ecco, fatto 100, quello che noi impegniamo in termini di pledge, di promessa sulla finanza climatica, solo il 4% si riferisce alla trasformazione dei sistemi agricoli e alimentari. È troppo poco. È troppo poco. Non è possibile che si trasformino sistemi agricoli e alimentari se la finanza climatica al servizio di questa trasformazione è di queste dimensioni. Non ce la faremo mai così. E onestamente penso che anche gli esiti dell'ultima COP, purtroppo da questo punto di vista, non ci danno grandi segnali. Dentro questo quadro difficile, mi avvio a concludere, io voglio, proprio perché felicemente sono in una università, voglio però anche dire che accanto appunto a tante fragilità ci sono anche delle luci e delle opportunità e delle cose che dobbiamo riconoscere e valorizzare. Sicuramente la scienza, l'innovazione sono una grande occasione, bisogna dirlo. La scienza e l'innovazione, questa stagione legata anche al potenziale cambiamento possibile determinato dalla rivoluzione dei dati, ci può consentire di provare sul serio a costruire modelli dove si spreca di meno e si produce meglio. E noi abbiamo, accanto a un elenco sterminato di cose che non vanno, anche però tanti buoni esempi che ci dimostrano che un'applicazione intelligente, corretta, equilibrata, socialmente desiderabile, per dirla alla Alex Lang, di un cambiamento anche tecnologico digitale aiuta e può essere una chiave di volta di questa storia. Lo dico pensando anche a tante esperienze dei paesi più fragili, ma lo dico anche pensando a tanto lavoro che si è fatto nel campo scientifico e della ricerca. Se penso ad esempio, ne parlavamo prima, alla ricerca genetica vegetale sostenibile di ultima generazione che noi oggi possiamo avere di fronte per provare ad esempio ad aiutare ad avere colture più resistenti al cambiamento climatico, lì c'è una grande occasione per compiere questa trasformazione. Ancora una volta, e questo vale a maggior ragione se volete per l'utilizzo dei dati. Nel nostro lavoro una delle componenti fondamentali è tutta l'attività di prevenzione delle grandi crisi. Se utilizzi al meglio i dati puoi provare a costruire dei sistemi che monitorino e anticipino gli effetti di alcune grandi crisi. Quindi diventa decisivo lavorare su questo fronte, ma ancora una volta il tema, anche qui mi permetterete, è un tema di accesso, di uguaglianza all'accesso di queste risorse e si apre un altro dibattito, le proprietà, le funzioni pubbliche, la regolazione tra interessi privati e responsabilità pubbliche anche nell'utilizzo di questa grande trasformazione epocale. E ancora una volta i sistemi agricoli e alimentari sono un po' non gli unici, ma certamente tra gli epicentri di questi
di questi cambiamenti. Quindi io dico questo, in conclusione. In un momento delicatissimo come questo, con un mondo appunto che ha di fronte a sé la combinazione di queste crisi e non ha trovato ancora un equilibrio, noi abbiamo bisogno di chiarire, secondo me, ancora di più il ruolo fondamentale delle istituzioni ad ogni livello. Vale per una realtà locale come per il grande contesto globale. Nel contesto globale, il contesto che ho in qualche modo la fortuna di frequentare da un punto di osservazione particolare come quello della FAO, mi sento di dire che il multilateralismo è in crisi, perché l'impalcatura multilaterale che il mondo si è data dopo la Seconda Guerra Mondiale certamente stride oggi, non fa i conti con le novità che il mondo ha generato. Quindi sì, il multilateralismo è in crisi, ma la risposta a questa crisi non è abbatterlo, è riformarlo. Perché se non c'è uno spazio e se non ci sono degli strumenti dove mettiamo a fattor comune competenze, responsabilità, risorse, la convinzione che ho, ed è l'unica convinzione che ho, è che anche quando ragioniamo di sicurezza alimentare, di insicurezza alimentare, nessun paese, per quanto grande sia, basta se stesso. Nessun paese, anche per quanto grande e forte si dimostri, basta se stesso, perché la concatenazione di queste crisi, gli effetti indotti, le dinamiche sono talmente grandi che è il mondo il nostro campo di riferimento. Quindi, in definitiva, se uno vuole pensare alla sicurezza alimentare, non può che pensare a una rinnovata stagione di multilateralismo. Dirlo adesso sembra quasi una bestemmia, perché tutta l'agenda della nostra contemporaneità spinge altrove, spinge verso i rapporti di forza bilaterali, spinge verso come dire, le dinamiche uno a uno, non molti a molti. Ecco, invece io dico che tanto più perché siamo in una situazione storica come questa, noi abbiamo bisogno di rimettere al centro di un comune interesse d'azione questa esperienza degli spazi multilaterali come unici spazi possibili dove provare non tanto ad affermare solo le proprie buone ragioni, ma trovare davvero buone soluzioni comuni. Grazie a tutti, grazie e buon anno accademico.